Sempre per la politica in primo piano i malumori all'interno del Movimento 5 Stelle, accuse a Di Maio e Casaleggio. La sconfitta alle regionali in Abruzzo, dove il movimento ha preso circa il 20% dei voti, ha creato uno scossone con una pausa di riflessione e autocritica nel suo interno. L'ala ortodossa ha criticato la gestione verticistica del movimento e ha chiesto cambiamenti. Anche Luigi Di Maio ha fatto autocritica sul risultato negativo, proponendo delle nuove soluzioni da votare. Ma nel Movimento 5 Stelle sono molti i big finiti sul banco degli imputati. Oltre a Di Maio, anche Alessandro Di Battista è stato criticato perché troppo poco incisivo con i suoi toni. Davide Casaleggio, da parte sua, ha avuto attriti con Di Maio per le novità da proporre ed è stato preso di mira sia dai pragmatici sia dai falchi per motivi opposti.